E allora era una mamma e una bambina e la bambina gli venne una voglia di frittelle e gli ha detto alla mamma: mamma, mi fai le frittelle? Sì, ha detto la mamma, ma non ho la fassora. Allora vai a prenderla da Barbasucon. Ma Barbasucon era un anziano, un po' tutto ruvido così. E ora la bambina è andata da Barbasucon a chiedere la padella per fare le frittelle. E ora, attraversato questo bosco, arriva, toc toc. Chi è? Sono Fiorella. Non te conosco. Torna da dove ti si vegliesta. Mi dai la fassora per fare le frittelle? Sì, vieni dentro, avanti. Però ti raccomando, deve portarmene anche a me. E allora lei, tutta felice, sgambettando, prende la padella e via, va a casa. La mamma fa le frittelle, ne ha fatte un bel po', mangia, e queste, le ha messe dentro un cestino, le porti a Barbasucon. Va, attraversa, prima era un prato, dopo il bosco, ma per strada lei mangia un'altra, ma che buone che le ha fatte la mamma, ma che buone, e allora mangia un'altra, insomma ha mangiato tutte le frittelle. In questo prato c'era un asinello che aveva fatto i suoi bisogni là. Erano proprio che assomigliavano alle frittelle e lei le ha prese, messe dentro il cestino e va là a Barbasucon. Toc toc, Barbasucon, ti ho riportato la padella e le frittelle. Le mette in bocca. Una. Prende un'altra. Che cattive. Aspetta te. Vedrai che questa notte vengo io a mangiarti. E insomma, lei corre a casa, ha sentito che lui ha gridato così. Corre a casa e lo dice alla mamma. Beh, la mamma ha detto: prenderemo delle precauzioni. E allora hanno pensato nel cuscino di mettere tutti i spilli. E la bambina è andata sotto il letto. Lei si è sdraiata sotto il letto, la mamma ha raccomandato: stai ferma, stai ferma. E allora a un certo punto era tutto buio, sente toc toc e viene dentro Barbasucon perché avevano lasciato la porta aperta. Una volta nessuno chiudeva la porta. E allora viene su e lui comincia a dire: son qua sul primo scalin. Guarda che son sul primo scalin. La mamma le diceva: ficcati sotto. Guarda che son sul secondo scalin. Ficcati sotto. Sono qua sul terzo e così via finché è arrivato in cima alla scala. Sono qua fuori della porta. Ficcati sotto ancora di più. Sono dentro alla porta. Ficcati sotto. Guarda che son vicino al letto e te mangio in un boccone. Anche te mangio su un boccone. E ha morsicato il cuscino tutto pieno di spili e allora si è messo a gridare: aiuto, è corso giù per le scale furibondo, è andato a casa e basta. No, non è morto, no. È finita così.